Grande sfida di Pasquetta all'insegna della solidarietà tra il sindaco di Conegliano e il sindaco di Vittorio Veneto. Un affollato borgo pretura in località carpesica di Vittorio Veneto è stato teatro della tradizionale sfida al gioco della Righea. I due primi cittadini hanno giocato facendo rotolare l'uovo sodo con l'intento di colpire quello dell'avversario all'interno del tipico campo di gioco in sassi e creta. Quest'anno ha avuto la meglio il sindaco Alberto Maniro, che ha battuto per 3-1 il sindaco Gian Antonio da Re. Ai nostri microfoni i duellanti. Ogni anno c'è questa bellissima tradizione, questa sfida con la Righea tra il sindaco di Conegliano e il sindaco di Vittorio Veneto, in cui insomma in qualche modo ci si aggiudica il governo di Borgo Pretura proprio per l'incertezza in cui è posizionato. Siamo al confine tra Conegliano e Vittorio. Oggi è una giornata, bella giornata di festa in compagnia, una giornata che però vuole anche dedicare i fondi raccolti alla Fondazione Antica Fonte per la realizzazione del nuovo hospice a Vittorio Veneto, un servizio importante per il nostro territorio, per il territorio dell'intera azienda sanitaria. Ecco, diciamo una giornata assieme Conegliano e Vittorio in cui si dimostra anche i buoni rapporti e la collaborazione fra i due comuni. Insomma è un gioco e come tutti i giochi c'è chi vince e chi perde. L'importante è stare assieme e rafforzare il legame tra la comunità di Vittorio Veneto e quella di Conegliano, e questo è quel che importa di più. Poi per il resto chi vince vince o si perde non c'è niente in palio, è in palio invece il buon gioco, il buon stare assieme, e credo che le due comunità in questa occasione lo abbiano dimostrato. Il gioco della Righea è un gioco anche fortunato, le uova girano su Conegliano, pazienza, gireranno per Vittorio Veneto il prossimo anno.